Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Carissimi amici di Scratch, benvenuti in studio in questa puntata che abbiamo intitolato una puntata insomma che preannuncia un grande inverno di ciclocross col trofeo Triveneto e con lo challenge, diciamo così, internazionale e nazionale. Parleremo chiaramente di buia e ci intervalleremo dallo studio qua allo studio di là, che di là chi c'è? Ilenia Lazzaro. Lei è al Calinferno, parlano, loro mangiano e noi qua a lavorare. Cara Ilenia, tra poco ti do la linea, è una tiratina d'orecchi. Però vorrei anche cominciare a pungolare un po' gli organizzatori, perché c'è un po' di polemica, dai, bisogna anche dire la verità. La maglia è importante, io sono stato alla fiera del ciclo, all'Expo Bici di Padova, la prima cosa che ho fatto sono andato dall'amico Maurizio Schiavon e gli ho ciulato la maglietta che vi faccio vedere. La maglia è importante, è un simbolo. Allora io chiedo, per favore, continuate, cioè fatele vestire le maglie a questi ragazzi, se non vogliamo arrivare proprio agli elite, ma i giovani ci tengono e so che qualcuno mi potrebbe dar manforte. Insomma, io sono dato un po' il terreno. Intanto saluto l'amico Marco Zontone, assessore allo sport di Buia, grazie per essere con noi. Buonasera. Sandro Martinuzzi, presidente del Gym Team Buia, e Stefano Merlino, consigliere. Dico questo non perché voglio fare polemiche sterili, ma sai cosa penso? Che io ho fatto per tanti anni il Gran Premio Comunità Montana del Brenta e i ragazzi che sono allievi, ma non soltanto, penso i giovanissimi, però la maglia è qualcosa di importante. Allora io ho due soluzioni. Insomma, risparmiare è doveroso, anziché fare 200 maglie cerchiamo di farne 50, non vestiamole due volte, che quella maglia se la tengano un po' da conto, Zontone, perché credo che tu hai corso, ci tenevi. Sicuramente sono d'accordo con te, i giovani hanno bisogno di avere uno stimolo. E di vestirla anche in gara perché ti distingui. Certo, capisco anche le esigenze, purtroppo le ristrettezze economiche che ci sono al giorno d'oggi portano a dover tagliare da qualche parte. La soluzione insomma, che sembra venga presa in considerazione è quella di vestire almeno le maglie nelle varie prove, mi sembra già una cosa positiva. Certamente non sarà la stessa cosa, cioè quello che faceva la differenza tra il trofeo Triveneto e tutti gli altri trofei appunto era il discorso che il leader aveva sempre sta maglia e soprattutto quindi gareggiava la puntata dopo, la tappa dopo con certo, la maglia. ma poi più che altro per i ragazzini avere uno stimolo, un onore, un prestigio avere sta maglietta. Ecco. Marco, non è partito ancora il trofeo Triveneto, chissà che le cose possano cambiare, noi ce l'auguriamo, poi dopo libero arbitrio, è giusto che gli organizzatori facciano un po' come credono e come pensano che sia giusto. James Team Buia, io vi devo fare una domanda subito, ma sta galleria la fate? Perché a me piaceva da morire lo scorso anno. Sì, che la facciamo, la galleria parabolica. Che passa dentro, sì. È qualcosa di... Io farei pagare addirittura il biglietto, metterei della gente là che protegge e lì paghi €1. Tanto Chi entra con la bicicletta? No, ma anche al pubblico, perché era una cosa fantastica, quella poi subito dopo la parabolica. E con quelle compriamo le magliette. E con quelle compriamo le magliette. Comunque ci sarà questa... Sì, sì. Ecco, in pratica questa sera si inaugura cosa? A Buia. Questa sera inizia la festa della birra, questa sera avremo Miss Friuli Venezia Giulia, Anna Buratti che taglierà il nastro della festa della birra e scorrerà tanta birra a fiumi come lo scorso anno e speriamo almeno di ripeterci per quello che abbiamo fatto l'anno scorso perché veramente numeri importanti, tanta gente, anche la domenica tanta gente a vedere la manifestazione. Voi mi piacete a Buia perché siete anche... insomma, cazzari giusti, nel senso che vi piace anche divertirvi. Unire la festa della birra insieme anche al trofeo di ciclocross credo che affascini un po' tutti, la gente dovrebbe arrivare copiosamente. Ma diciamo lo scorso anno l'idea è nata quasi per scherzo insieme ad altre due associazioni che sono Spazio Sport e il ristorante al Belvedere, insieme abbiamo deciso di provare a fare questa manifestazione
la gente ha risposto, la gara ha avuto molto successo e anche tutte le manifestazioni di contorno, quindi abbiamo detto perché non ripeterla, anzi guai a non ripeterla perché bisogna appunto migliorarsi ogni anno. Quest'anno tra l'altro avremo atleti internazionali, avremo la nazionale inglese con 3 atleti che parteciperà, un austriaco, quindi siamo a buon punto, ecco. Tu che sei consigliere di questa società, ma Zontone prima atleta, poi all'interno, adesso è diventato un politico, è cambiato? Forse è cambiato in meglio, forse è cambiato in peggio, non lo so. Mi pare che sia rimasto tale e quale. È tale più o meno, è sempre uguale, è sempre un vulcano di idee, si fa fatica a stargli dietro, però alla fine insomma le sue idee sono belle. È comodo avere un assessore allo sport che piace il ciclismo, perché non è sempre così. Non è sempre così, diciamo che comunque in questo suo ruolo cerca di rimanere equilibrato, un occhio di riguardo sì, ma senza logicamente esagerare, anzi penso che con lui anche tutte le altre associazioni sportive sul comune possono tranquillamente essere contenti insomma, di avere un assessore allo sport così. Speriamo continui. Beh, io adesso approfitto, ridiamo la linea, anzi diamo la linea alla Ilenia Lazzaro, alla dottoressa Ilenia Lazzaro, e così cominciate a dipanare il primo dei quesiti, maglia sì, maglia no, troviamo queste sinergie, insomma spiegateci cosa volete fare da quell'altra parte del Piave, qua siamo sul Brenta, linea al Piave, a te Ilenia. Grazie Nicola della linea, siamo al ristorante Calinferno per la presentazione ufficiale del Trofeo Triveneto di ciclocross e mastercross. Qui con noi il Maurizio Schiavons LSMP. Il tuo marchio, la tua azienda ancora una volta crede nel mondo del fuoristrada e anche nel ciclocross, soprattutto nel ciclocross. Beh, certo, assolutamente. Il ciclocross è una disciplina fantastica, meravigliosa. Mette a dura prova tutti, atleti, anche gli sponsor qualche volta e tutti quelli che la seguono, voi compresi. E quindi noi siamo qui, ci crediamo e continuiamo ancora. E continui anche con le tue squadre, i tuoi ragazzi, sono moltissimi gli atleti che saranno in gara in queste manifestazioni che usano le tue selle, ricordiamo i forestali per esempio, e sei anche tu molto spesso presente, quindi ti vedremo alle gare ogni tanto? Sì, io prima ho detto... arrivederci nel fango. Il fango è bello vedere tutti che si impegnano e danno dentro in questo sport fantastico, quindi sicuramente ci sarò. Assicurarvi la mia presenza sempre non sono in grado di farlo, non faccio promesse ma mi impegnerò, cercherò di essere il più presente possibile. Scratch la guardi perché sennò Argesi si arrabbia, Sì, assolutamente sì, non voglio far arrabbiare Argesi. Bene Maurizio, noi ti ringraziamo intanto e niente, se tu magari hai un'idea e un tuo augurio per questa stagione, per tutte le persone che ci seguono, quindi non solo per i tuoi atleti, ma per tutto il mondo del ciclocross. Beh, a me piace pensare positivo e mi piace pensare solo il bene di tutti, che sia una grande fatica, una grande soddisfazione e un grandissimo evento, ogni evento un grande evento per tutti. E questi eventi muovono anche l'economia, no? Sfatiamo questo mito della c'è crisi, però se le aziende vogliono investire, le aziende guardano sempre avanti, no? Assolutamente, bisogna crederci però. Bisogna avere tanta fiducia e le difficoltà sono molte, è vero, però la positività e la voglia di fare, anche vostra, di tutti gli atleti, sono quelle che in fin dei conti poi alla fine danno l'input e la voglia a tutti. Noi, da parte nostra, ce la mettiamo tutta. Grazie Maurizio Schiavonte, aspettiamo anche a Scratch, Non mancare. Ok, non mancherò, grazie a voi. Grazie. Siamo con Mirko Barattin. Mirko, ambasciatore non porta pena, ti rigiro la domanda che ha fatto Nicola Argesi in studio, ovvero ci spieghi insomma il meccanismo delle maglie, questa novità per quest'anno, ovvero Mastercross avrà la maglia tutte le tappe, mentre il Trofeo Triveneto verrà diciamo assegnata solo nel finale, no? Sì, allora quest'anno anche per, diciamo così, per una congiuntura economica abbiamo deciso di cambiare un po' il sistema di vestizione delle varie maglie. Non saranno più portate di tappa in tappa dai capi classifica, ma verranno solamente vestite al termine di ogni prova e poi i capoclassifica correranno con la propria maglia sociale. Invece nel Mastercross ci sono meno prove
e anche abbiamo pensato di assegnare la maglia solamente alla classifica UCI, quindi avremo donne junior, juniores, open, maschile e femminile, quindi 4 maglie che le porteranno nelle varie tappe e invece poi verranno in tutte le gare, nella finale verranno assegnate ai capoclassifica, sia nel Master Cross che nel Trofeo Triveneto. Ti anticipo che Argesi ha lanciato un sondaggio, quindi sai che durante l'anno ci saranno tutti gli organizzatori che diranno la loro, anche perché sai che Argesi ha fatto così, lui c'ha sta cosa della maglia e bisogna andare avanti. Detto questo, la stagione di ciclocross è già partita, quindi abbiamo visto insomma in Svizzera e in Belgio già le prime vittorie, Sven Nys, Sanne Kant. Parliamo del Master Cross in questo momento, che ha appunto queste gare internazionali. Tu che fai un po' da capofila, no? Del Master Cross con la gara di Faedo Derzo, a che punto siamo con anche gli ingaggi dei corridori? Si state lavorando per portare dei corridori di un certo spessore in queste gare internazionali? Beh, sicuramente sì, le 2 gare internazionali del Master Cross, FAE e Brugherio. Adesso attualmente non conosco la situazione di Brugherio nel dettaglio, però credo che comunque Brugherio abbia voluto fare un salto importante passando da una gara nazionale a una gara internazionale. Credo che probabilmente per quest'anno si accontenterà di avere la partecipazione dei migliori italiani. Per quanto riguarda la mia gara, posso dare un'anticipazione che il campione uscente dello scorso anno, cioè Francis Mouret, ha già riconfermato la sua presenza anche quest'anno. E poi per gli ulteriori altri stranieri aspettiamo ancora un po' prima di ufficializzarli. La gara ormai di FAE logicamente è già partita per i vari preparativi e quindi aspettiamo l'evento dell'8. Le altre 3 gare nazionali del Master Cross sono organizzazioni che, a parte la gara di Monteprat, che comunque è stata dettata un po' dalla federazione dover comunque organizzare una gara nazionale, la gara di Vittorio e la gara di Schio sono organizzazioni, società che hanno sempre organizzato molto bene e che logicamente si sono proposte sviluppando una gara di un certo rilievo importante. Speriamo che questa manifestazione, che questa challenge sia un traino perché ci siano magari anche qualche altra organizzazione che voglia fare questo passo. Per quanto riguarda invece il Trofeo Triveneto, sono attesi tantissimi atleti già dall'apertura di Buia. Ricordiamo il Trofeo Triveneto che apre ufficialmente la stagione di ciclocross in Italia, quindi anche quest'anno diciamo banco di prova non solo per i triveneti ma diciamo un po' per tutta Italia. Sì, beh, le prime 2 gare in Friuli, Buia e Spilimbergo, saranno un banco di prova un po' per tutti per rodare le biciclette da ciclocross e soprattutto per coloro che poi dovranno andare a disputare la prima prova di Coppa del Mondo il 19 di ottobre, e quindi saranno due banchi di prova per il commissario tecnico per scegliere i vari atleti. Quindi diciamo che da questo punto di vista probabilmente avremo già da subito nel Triveneto una partecipazione oltre che numerosa anche qualitativamente importante, e quindi direi che iniziamo bene. Speriamo che il tempo ci assista, perché insomma l'estate non è stata dei migliori. Speriamo che magari ci sia un inverno asciutto piuttosto che fangoso e che soprattutto i giovani, come hanno sempre fatto, continuino ad avvicinarsi a questa specialità. So che alcune società hanno purtroppo proprio per un problema per un discorso di costi hanno dovuto lasciare liberi i propri atleti, i propri ciclocrossisti, però si sono accasati da altre parti, quindi spero che siano sempre numerosi questi ragazzi che si avvicinano al ciclocross. Quindi il movimento va avanti, e nuova novità anche per gli amatori un po' più anziani, che sono coloro che poi portano i ragazzi a correre, una maglia anche per loro. Quindi vuoi fare un appello agli Ottavio Paccagnella di turno, insomma questi che sono stati anche tra l'altro dei grandi campioni e adesso sono anche dei grandi maestri, che hanno anche la possibilità anche loro di levarsi qualche soddisfazione alla domenica. Sì, effettivamente gli amatori sono sempre stato un contorno di queste gare, ma è un contorno importante perché comunque hanno dei figli che corrono o che hanno corso, e quindi comunque sono delle fasce importanti per tutto il Trofeo Triveneto. Quest'anno abbiamo lanciato questa proposta di valorizzare la F3, cioè dai Master 6 e Master Over, dedicare oltre che a una classifica di giornata anche una classifica generale,
per incentivare magari la partecipazione di questi atleti che spesso e volentieri nella fascia 2 magari non entravano neanche nei primi 10. Vedremo come va questo primo obiettivo, poi trarremo le conclusioni. L'anno scorso siamo partiti con le donne junior e dando una maglia a parte abbiamo avuto una bellissima risposta come numero e anche come qualità di ragazze, e quest'anno la riproponiamo, tra l'altro con una classifica di giornata a sé. È importante secondo me è pian pianino sempre aggiungere qualche novità interessante che stimoli i corridori a partecipare alle gare del ciclocross. Bene Nicola, intanto finisce questa prima tranche, ti do la linea a voi in studio con gli ospiti. Grazie Ilenia, tra poco mandiamo anche Angelo Mazzucato, lo mando io nel senso faccio io la clip, lancio io la clip di Angelo. Adesso entriamo invece su quello che sarà il tracciato di Buia. La differenza dello scorso anno, se ci sono, insomma, non migliorie, ma se c'è qualcosa di diverso. No. Poche differenze. Era già bello. Sì, andava bene così. Abbiamo cambiato qualcosa perché avendo fatto un piccolo campo di tipo BMX, quindi dobbiamo spostarci un po', ma... I numeri sono cresciuti nel ciclocross. Sì, molto. Voi che squadra ne avete 11? Noi quest'anno andiamo con 10-11 ragazzi. Non tutte le gare perché insomma ognuno ha il suo problema, però comunque noi abbiamo 11 ragazzi pronti. Dottore, settimana scorsa noi abbiamo chiesto a Marco Aurelio Fontana, all'Expo Bici, che c'è un vento diverso nelle ruote grasse, o diciamo così, mountain bike e ciclocross. Si respira forse quell'aria che si respirava 25-30 anni fa, quando tu iniziavi a correre, diciamo. È positivo questo, non bisogna mollare, anche perché il Trofeo Triveneto ha cambiato anche modo di far capire, intendere il ciclocross, è diventato più fruibile, più appetibile e anche, insomma, un po' più divertente. E aggiungiamo anche più vendibile, perché l'avvento delle televisioni, di tutto il marketing, della pubblicità, veramente è una cosa positiva. I numeri stanno dando ragione, perché i numeri ci stanno veramente dando ragione. Il fatto che noi quest'anno abbiamo tesserato, come Gens Bike parlo, 11 atleti, anni fa era il numero massimo di giovani che c'erano in tutta la regione, quindi abbiamo veramente moltiplicato i numeri. Io mi ricordo il primo anno che facevo il tecnico regionale per il Friuli, per il fuoristrada, per poter fare la rappresentativa per il ciclocross, per andare a fare la Coppa Italia, abbiamo dovuto chiedere atleti in prestito alla strada. Adesso abbiamo atleti per fare 3 squadre tranquillamente, quindi ragazzine, maschi, femmine. I numeri sono lievitati tantissimo, anche grazie ai 2 trofei che ci sono in Friuli, il trofeo Junior Bike e Junior Cross, che sono una vetrina per i bambini e che ogni anno portano a sfornare diversi campioni sia per le ruote grasse che per... Una domanda, De Bellis parteciperà, perché mi piacerebbe averlo qua in studio prima o dopo. De Bellis, da quello che so io, avendo parlato con il papà, si parteciperà sicuramente alla stagione. Chi vedi tu, sei un esperto di ciclocross, più di me sicuramente, perché io posso raccontarlo, posso dargli la magia del racconto, diciamo così, però tu non sei un mago del ciclocross, è uno che lo ha fatto e sai esattamente di cosa si parla. C'è una buona speranza per il prossimo futuro? Allora, senza fare nomi in particolare, secondo me la squadra rivelazione di quest'anno sarà il Trentino Rosa, che Daniele Pontoni sta allestendo adesso. Passeranno anche 2 nostre atlete, che sono la campionessa italiana Sara Casasola e Alessia De Bellis, più ci sono anche altri atleti di primissimo piano, quindi secondo me sarà la squadra faro della stagione del ciclocross a Triveneto, ma penso anche nazionale. Prima di cedere la linea al dottor Angelo, il Friuli ha sempre sfornato grandi talenti. Non voglio parlare del pugilato della seconda guerra mondiale, non voglio parlare di Dino Zoff, non voglio parlare di Bearzot, non voglio parlare di tutti coloro che hanno fatto grande, non soltanto il Friuli, però credo che sia proprio la gente che sappia, cioè sa il sacrificio, sa conosce la sofferenza, e nel ciclocross potrebbe essere veramente il baluardo. Ciclocross, sofferenza, gente, cioè questa è la comunità che si racconta del Friuli. Esatto, e tanta passione comunque dietro, soprattutto la vediamo nei ragazzini che stanno crescendo, questi 11 atleti che quest'anno parteciperanno a questo campionato, a questo trofeo.
hanno tantissima passione, hanno la fortuna poi di avere genitori che li seguono, che sanno cosa vuol dire faticare, che sanno cosa vuol dire seguire un obiettivo. Quindi speriamo insomma che alla fine questi ragazzi si divertano sempre, che è comunque la cosa fondamentale, perché sono comunque, qualcuno è veramente giovane, che si divertano, ma poi alla fine credo che sia anche un insegnamento di vita, che sia uno stile di vita. Speriamo che insomma i friulani riescano come sempre a emergere. Ma sicuramente. Io adesso do la linea ad Angelo Mazzucato per i suoi consigli, poi ritorneremo in studio e poi Lenia ti devo fare una domanda. Stai attenta, stai con le orecchie bene alzate. Angelo. Grazie dallo studio per la linea. Stasera continuiamo a parlare di termogenesi. Vi ricordate che la settimana scorsa abbiamo parlato di Thermostack Original, ovvero un prodotto per dimagrire. Questa sera parliamo invece di Thermostack Professional, quindi uno step successivo, un prodotto per definire. Se io ho usato correttamente l'Original, ho perso dei chili, ero in eccesso, ora posso procedere e andare a lavorare più sulla definizione muscolare. Thermostack Professional è il prodotto ideale per la definizione. Perché non è uguale ovviamente all'Original, non è potenziato nel senso che è tipo raddoppiato, è un prodotto completamente diverso nella formulazione. Contiene degli amminoacidi ramificati e non, come la leucina e la prolina, la metionina, che servono a mantenere il fisico, o meglio il muscolo, più tonico. Contiene ancora la caffeina, questa per forza perché è la base un po' del termogenico, e poi contiene la tirosina, che è un amminoacido precursore dell'ormone tiroxina, che è proprio il prodotto che andrà a far definire il vostro muscolo, che andrà, diciamo, a snidare quelle ultime cellule di grasso presenti nel vostro muscolo, quindi per disegnare di più il vostro addome o le vostre gambe in genere, che sono le zone del corpo più, che si vogliono più definire in genere. Thermostack Professional come si usa? Si usa come l'Original, una compressa dopo colazione e una prima dell'attività sportiva. Proaction però ha voluto andare oltre, ha voluto spingersi oltre la classica assunzione, si dice per via sistemica, cioè con le compresse. Ha creato Thermostack Spray, che è un'evoluzione del Professional, però reso spray. Qual è il vantaggio? Che essendo una boccettina con un erogatore, me la posso portare dietro anche un'attività sportiva. E capite la praticità, io posso usarla anche durante. Quando sto facendo un'attività molto intensa, comincio a perdere un po' di colpi, per usare un termine non molto tecnico, ecco che Thermostack mi aiuta in questo. Oppure come proprio sinergico del Professional. Al mattino uso le compresse e pomeriggio, prima dell'attività, uso lo spray. L'erogazione proprio sublinguale è una praticità enorme. Intanto non c'è il passaggio a livello gastrico, quindi assorbimento immediato. 6 erogazioni sono circa una compressa, quindi si possono fare 6 erogazioni 2 o 3 volte durante la perla, non di più. Thermostack Professional al mattino, una compressa ed eventualmente una prima dell'attività sportiva, oppure Thermostack Spray prima dell'attività sportiva. Un binomio perfetto per avere un fisico definito e scolpito. Grazie e ci vediamo la prossima volta. Siamo in apertura della stagione di ciclocross, ma è doveroso fare alcune considerazioni per i recenti campionati del mondo su strada che si sono corsi a Ponferrada, appunto in Spagna. Senza dubbio la prima riflessione che mi viene è un ringraziamento al Breganze, che è venuto anche in studio all'inizio della stagione, per questa bella medaglia che ci ha portato Sofia Bertizzolo. Invitiamo i Breganze magari durante la stagione di ciclocross di venire a fare un salto, perché insomma Scratch porta bene, quindi Sofia Bertizzolo ha portato a casa
casa questo argento, l'unico argento e l'unica medaglia per la nazionale azzurra. Però la seconda considerazione che voglio fare è a risposta di tutte le critiche che ho visto nei confronti di Davide Cassani in questo periodo. Secondo me il CT della nazionale non si merita tutte le critiche che ha avuto in questi giorni, anzi, e riflettiamo su una cosa: il ciclismo deve avere anche un ricambio generazionale, no? Quindi non si può pretendere di avere i giovani e avere i giovani che vincono subito. Diamo tempo al CT di lavorare, ha creato un bellissimo gruppo. Il 13° posto di Sonny Colbrelli non è da buttare via perché è un ragazzo giovane. Stessa cosa per Adriano Malori, che comunque ha fatto vedere che lavorando duramente nella cronometro può avere degli ottimi risultati in futuro. Quindi lavoro, tanto lavoro, e forse qualcuno dovrebbe anche un po' stare zitto ogni tanto e lasciar lavorare gli altri. Terza considerazione, visto che appunto siamo in apertura del ciclocross, la Pauline Ferrand-Prévot. Pauline Ferrand-Prévot che ha vinto il titolo un po' a sorpresa, ma non per gli addetti ai lavori, perché insomma era una ragazza attesa a questi mondiali per quanto riguarda le donne elite. Bellissima la sua volata finale, una ragazza che era a Doggeride, che abbiamo commentato a Doggeride ai campionati del mondo di ciclocross, che ha fatto i mondiali di mountain bike e che si è presentata anche ai mondiali di Ponferrada vincendoli. Quindi non solo Vossa, ma anche Pauline Ferrand-Prévot, un'altra ragazza che riesce a conciliare le multidiscipline. Bellissima però anche la volata di Giorgia Bronzini. Giorgia ha accorto un 4° posto, che però insomma, se viene analizzata la volata, ai 150 metri era 10ª, quindi ha fatto veramente un miracolo. A mio avviso, se c'erano altri 50 metri sicuramente sul podio ci sarebbe salita. Detto questo, è stata una bella Italia, e appunto ricordo che prima di fare le critiche forse bisognerebbe anche mettersi nei panni di chi queste nazionali sta guidando. Buon lavoro Davide Cassani, hai tutto il mio appoggio e tutto l'appoggio della redazione di Scratch. L'hotel alla Corte è situato in un borgo ai piedi delle colline bassanesi, a 2 passi dallo storico Ponte degli Alpini. L'hotel alla Corte dispone di 32 camere di categoria superior, finemente arredate e attrezzate con i comfort più moderni, dotato di rete wifi, disponibile gratuitamente in tutta la struttura. I nostri ospiti troveranno un ambiente accogliente e ideale per buffet, cerimonie, banchetti, incontri aziendali e appuntamenti d'affari. Inoltre la struttura è fornita di ampio parcheggio custodito la notte. La nostra struttura vanta il servizio Bike Hotel per un noleggio e custodia biciclette, spazio per lavaggio e officina. All'hotel alla Corte sono annessi un ristorante e una pizzeria. Per gustare i nostri prodotti potrete scegliere diverse sistemazioni, fra cui una fresca terrazza estiva. Hotel alla Corte. Nuova Camper Marostica, specializzata nella costruzione di camper semi-integrali polivalenti, autocaravan in vetroresina, uffici mobili, ambulatori mobili e mezzi specializzati per disabili. Nuova Camper Marostica, serietà e affidabilità in un mixer di eccellenza nella costruzione del tuo camper. Nuova Camper Marostica la trovi a Sandrigo, in via Leonardo da Vinci 17. Visita il nostro sito www.campermarostica.it. Good morning, I'm Björn Leukemans. Grazie Angelo e soprattutto grazie ai miei ospiti. Allora io dico sempre una cosa, che a me i friulani piacciono, ma piace tutta l'Italia, tutte le regioni. Però ci sono delle persone che guarda caso rispecchiano la regione, che hanno delle qualità che altri non hanno. Vi spiego meglio. Noi siamo a Bassano del Grappa con gli studi, la sede che ci ospita è a Padova, un po' in tutta Italia, perché Canale Italia è a Roma e a Milano, insomma
bisogna girare per far conoscenza. Tante volte invitiamo delle squadre qua vicino e sono pieni di problemi, perché sono già tutti quanti cufiaccuiosi, sono già arrivati. Voi vi siete fatti 3 ore di macchina, caro Presidente, per venire qua e dire ci siamo anche noi. Io intanto vi ringrazio, non meritiamo tutto questo affetto, sono io che ringrazio voi perché vi siete fatti un tombino tanto, però anche questa la dice lunga sulla voglia di fare, sulla voglia di dire ci siamo, anche se altri potrebbero pensare ma chi ve lo fa fare? Intanto è la passione che hanno i ragazzi che ci spingono a fare questo e di conseguenza è un sacrificio ma lo facciamo volentieri, sia come genitore che come società. E tu hai un figlio che corre, una figlia Io ho un figlio che corre, mountain bike. È lui che ti ha fatto avere la passione? Lui mi ha fatto entrare nel ciclismo. Perché prima te ne fregava niente. No, la bicicletta nel garage per fare il giretto. Beh, io ne ho 2, sono là nuove, giacciono, però sono già vecchie, ho paura anche di tirarle giù. Caro Zontone, è questo che mi piace di voi, il fatto che fate strada, avete voglia di fare strada. Io dico che per ottenere dei risultati sempre bisogna fare dei sacrifici. Venire qua sì, è lunga, ci vogliono 3 ore di macchina certamente, però anche la vetrina che dà la televisione, la pubblicità che serve anche per la manifestazione, per i nostri ragazzini, una volta all'anno si può fare, che problema c'è? Anche 2. Voi quando ci invitate noi veniamo sempre volentieri. Vi auguro che questa festa della birra possa avere un successo straordinario, visto che va in onda già da oggi, no? Quindi vi auguro bevete responsabile, ma bevete in tanti, ma mangiate soprattutto in tanti, perché si mangerà anche, non è che si beve solo festa della birra, ma si mangia pure. Abbiamo un servizio di ristorazione che penso ci possano invidiare gran parte delle sagre del Friuli e anche del Veneto, perché abbiamo dei cuochi che lo fanno praticamente come professionisti, dei cuochi professionisti che lavorano, ci sarà lo stinco, dei piatti tipici austriaci, quindi domenica quando venite non mangiate tanto sabato sera che così la domenica... No, io vengo sabato, mi dispiace. Va bene. Guarda, adesso so che Lenia mi dirà un sacco di parole, io vengo sabato. Cioè io devo venire. Lenia deve stare un po' a dieta, quindi magari certe cose non le può mangiare, no? Perché adesso è... Io vengo il sabato, io devo venire alla festa della birra, mi dispiace. Cara Ilenia, ti do la linea, io sappi che a Buia vado il giorno prima alla festa della birra, quindi mi metto là, mi piazzo tranquillo, non guiderò certo tutta la serata perché vorrò mangiare e bere un bel boccale di birra, insomma alla faccia di quelli che ci vogliono male. A te Ilenia. Grazie della linea Nicola, tanto io sono sempre a dieta, vedrai che fra qualche mese ritornerò in forma perché Nicola dallo studio dice che sono qua per mangiare, invece non è vero, sono qua per lavorare. Giacomo Salvador, insomma questo trofeo Triveneto che siamo addirittura di partenza, Buia, poi Spilimbergo, poi via via tutte le altre prove, anche quest'anno si è riusciti veramente a fare un bellissimo calendario completo con tutte le tappe storiche e anche qualche novità. Ma guarda, io questa sera sono un po' emozionato anche. Mi sembra di essere tornato agli anni 96 quando ho iniziato a prendere in mano il trofeo Triveneto di ciclocross. Però ti dico che quest'anno il gruppo di lavoro sta lavorando veramente in maniera eccezionale, ma non solo il gruppo di lavoro, tutti quelli che sono vicini al trofeo Triveneto e io devo ringraziarli veramente perché mi hanno levato un po' di pelo perché ultimamente ho qualche problema di salute, però niente, quando inizia il cross io non so, mi sembra che il sangue scorra di più, mi sembra di avere 20 anni, non 63 e quest'anno dobbiamo dire grazie certamente e in modo particolare agli sponsor, perché Selle SMP di Maurizio Schiavon quest'anno non ci ha appoggiato, ci ha dato una mano veramente eccezionale per poter partire anche col Mastercross, che era un'idea nuova ma che avevamo già in testa da qualche anno, perché il Mastercross mi era rimasto dentro quando c'erano tutti i professionisti che correvano da Chiappucci, Moser, Saronni e via di seguito, e volevamo fare qualcosa di nuovo, ci siamo riusciti, il merito di tutti, di chi ha passione e chi ci crede nel ciclocross, che è una disciplina veramente spettacolare, eccezionale, e che non mi dicano che poi il ciclocross fa male. Sono i direttori sportivi che non sanno gestire i ragazzi
durante l'annata, perché il ciclocross si vede anche domenica sui campionati del mondo. Abbiamo visto che qualcuno più spericolato di altri in discesa se n'è andato. Abbiamo visto anche sabato, perché Pauline Ferrand-Prévot è una crossista, ma infatti l'anno scorso abbiamo visto Malacarne, Trentini, insomma dei professionisti che si allenano con il ciclocross. Qual è la tua speranza per quest'anno? Speri che ci sia qualcun altro che arriva, qualche ragazzo che magari faceva il ciclocross da giovane, adesso è professionista, però magari ha visto Trentin che è andato forte e dice perché non provare? Ma io certamente ho diversi numeri di professionisti che corrono, cercherò di mettermi in contatto anche se vengono a fare solo la presenza, magari anche mezza gara, un po' di giri, è già tutto di guadagnato per noi, perché vedendo i professionisti anche i ragazzini, i giovanissimi e tutti quanti si impegnano di più e si sentono più entusiasmati verso il ciclocross. Ma io spero che sia un'annata eccezionale, anzi ne sono convinto, perché col Mastercross ho parlato anche prima con Schio, che sarà l'anteprima dell'inizio della prima gara del Mastercross, sono entusiasti e penso che avremo dei numeri eccezionali. Anche perché il Mastercross, dimmi se sbaglio, dà la possibilità anche a quegli atleti, mi viene in mente la Sofia Begin che ha fatto una stagione molto pesante, o la Teocchi, di entrare in classifica perché le prove sono poche e sono più avanti nella stagione, quindi a novembre. Ma è veramente logico, perché il trofeo Triveneto praticamente ha 2 classifiche, se uno non riesce a partire all'inizio può partire dopo e anche alla fine un qualcosa, perché c'è una tabella abbastanza sostanziosa e poi cercheremo da adesso alla finale di trovare ancora qualcosa. Grazie a Giacomo Salvador. Siamo con Paolo Garniga, struttura tecnica federale settore fuoristrada. Allora Paolo, ci sono delle novità per quanto riguarda appunto il regolamento anche per la categoria giovanissimi. Vogliamo dire insomma quale sarà questa novità per la stagione invernale? Ma la novità dei giovanissimi è quella che c'è stato un punto d'incontro e c'è tanta sintonia con la commissione giovanile. Dopo l'esperimento fatto con i G6 abbiamo visto che funziona e si preparano al loro campionato che faranno da esordienti. I giovanissimi non era tutto sommato una cosa assolutamente indispensabile il fatto che non corressero, avessero un buco di 4 mesi d'inverno, perché comunque fanno altri sport. Tanto valeva ragionare sul cosa proporre loro. Si è pensato a delle gare molto più corte, perciò ci potrà essere o il ciclocross sprint, che potrebbe essere sul rettilineo d'arrivo con un ostacolo, di modo che diventi uno sprint, un'abilità e un altro sprint, oppure la short track, che è una corsa molto breve che può durare 3-4 minuti, però a quel punto li approcciamo, facciamo imparare a guidare la bici, si divertono, fanno uno sforzo minimale e siamo nella legalità, cioè non vediamo più gare simili abusive o non saprei come altro definirle, per creare un futuro anche a questi bambini, che è giusto che vedano tutte le specialità del ciclismo. Da quando partono e vanno in vigore queste norme e se gli organizzatori sono già al corrente appunto di questo? Ma la norma di fatto parte da oggi, è stata fatta una deroga dal Consiglio federale, è una norma 2015, ma visto e considerato che il Ciclocross 2015 inizia adesso ai primi di ottobre, perciò già dalla prima gara di Buia si può tranquillamente abbinare la gara dei giovanissimi. Con te voglio fare invece una domanda un po' a tutto tondo. Come vedi si stanno presentando molti circuiti, non solo regionali ma anche proprio a livello nazionale, quindi oltre al Mastercross c'è anche il Giro d'Italia. Come vedi questa insomma, varietà di gare che molto spesso tra l'altro va anche a colmare magari delle assenze, dei buchi all'interno del calendario, quindi dalla possibilità un po' di avere un'attività molto molto più completa? Io la voglio vedere, voglio sperare che sia una sana rivalità sportiva. Sono convinto che quando sono più le proposte è uno stimolo per tutti per lavorare ancora meglio, per crescere ancora di più, per allargare la possibilità sul territorio italiano. Perciò se questa è l'impostazione, se questo è il volere, è senz'altro una cosa positiva. Multidisciplinarietà, ne abbiamo parlato, quindi giovanissimi ovviamente, con questa norma andiamo un po' a sottolineare quello che sta facendo la federazione. Volevo farti una domanda diciamo un po' più larga, di ampia veduta. Ci sarà anche quest'anno, per quanto riguarda durante il periodo estivo, dei mini stage per gli esordienti, gli allievi come avete fatto nel mountain bike? È un'idea che continua e se sai se eventualmente verrà portata anche per i ragazzi su strada? Sicuramente sì, nel fuoristrada, cioè è nato il centro federale a Rovereto, funziona
riusciamo a gestirlo con poche risorse, però con grandi soddisfazioni. E il circo si chiude con la partecipazione al campionato europeo giovanile a Graz. Vediamo che abbiamo dei ragazzi e delle ragazze brave, perché comunque riusciamo anche a primeggiare a squadre e a livello individuale, ma vediamo anche quanto c'è ancora da lavorare, perciò si continuerà a lavorare in quel senso. Pensi che ci sarà la possibilità più avanti di allargare questo centro anche al ciclocross, ad esempio, che è un fratello del fuoristrada? Sicuramente sì, tanto sono i ragazzi che fanno, questi che si approcciano sono portati al multidisciplinare, sono disposti a fare e mettersi in discussione. Qui si tratta solo di trovare i tecnici che ci credano, responsabili di settore o di commissioni che ci credono altrettanto e proporre alla federazione quello che comunque deve essere fatto. Il nostro futuro passa dal multidisciplinare. Tu sarai anche organizzatore, perché insomma a fine ottobre la classica di Villa Lagarina. A che punto siamo? Il percorso sarà simile a quello degli scorsi anni o c'è qualche novità? Ma Villa Lagarina ormai è una classica, è uno dei percorsi più impegnativi, non abbiamo possibilità di cambiare più di tanto, saremo pronti per il 26. Bene, allora noi ti aspettiamo a Scratch, tu sai che una settimana prima sei nostro ospite con la squadra per presentare la gara. Io intanto, Nicola, ti do la linea in studio per l'ultima tranche. Bene, grazie Ilenia, noi facciamo l'ultima chiosa per darti la linea con i tuoi ospiti per la conclusione di questa puntata. Si parlava a microfoni spenti mentre tu facevi la vedette, che nel Friuli da 2 gare, una che era, poi dopo forse mancava anche quelle, sono 4 però. Quest'anno abbiamo raddoppiato gli appuntamenti in Friuli, quindi voi? Noi, dopo c'è Spilimbergo, la Trivium, dopo c'è la Caprivesi a Lucinico e l'ultima prova quest'anno a Monteprat, che sarà la gara nazionale, l'anteprima del campionato italiano del prossimo anno. Con Pontoni sugli scudi. Con Pontoni che sicuramente dovrà lavorare parecchio, perché tra gli atleti, la gara e la preparazione del campionato italiano penso che quest'inverno avrà il suo bel da fare. Avete un po' la responsabilità di essere trainatori di questo ciclocross, di questo trofeo quest'anno, bene o male, perché insomma 4 gare non sono mica poche. Non sono poche, però penso ne valga la pena, per questo sport, per questa passione penso ne valga la pena. Continuare e soprattutto impegnarsi fino in fondo. Spero sicuramente saranno un successo tutte queste tappe, certo. Anche se qualcuno è alla prima esperienza, saranno sicuramente un successo. Tu che mestiere fai? Io lavoro dipendente, in acciaieria. In acciaieria. E beh, insomma, sei un operaio. Sono un operaio. Sei uno di quelli che lavora. Sono di quelli che lavora e sei uno di quelli che io rispetto. Perché di fancazzisti siamo pieni, sai. Quando trovi uno che lavora veramente. Mamma mia. Tu invece che lavoro fai? Sono manutentore in una fabbrica. Quindi metti in governo sempre le cose. Io sono curioso. Ripariamo quello che rompono gli altri. Insomma, anche come nelle biciclette, insomma. Perché pensiamo sempre, erroneamente, che se si parla di ciclismo, il ciclista sia ciclista 24 ore al giorno, finisce una trasmissione, il ciclista lo mettiamo nell'armadio, poi lo riapriamo e diventa ciclista la settimana dopo. Non è vero un par de ciuffoli, il ciclista, l'appassionato una vita, ha i suoi sentimenti, le sue gioie, i suoi dolori, e quindi in tutta questa apoteosi sono normali, sono degli uomini, come tutti gli uomini. Hanno delle cose belle, alcune meno belle, però certo che oggi raccontiamo una pagina meravigliosa, il Friuli, che mi piace tantissimo. E allora noi diamo l'appuntamento con Buia, con le gare, e a che ore? Con tutto l'ambaradan, perché partite alle 9:30 del mattino. Esatto, partiremo alle 9:30 del mattino con la categoria giovanissimi, avremo tutte le categorie dei giovanissimi, e tra l'altro già tutte le indicazioni sono sul sito di Treviso MTB, quindi chiunque voglia trovare le informazioni sia di tutte le varie partenze, perché diciamo dalla categoria G1 e G6 faremo continuato, dopodiché lasceremo una pausa di un'ora per permettere agli atleti più grandi di provare il percorso, e quindi partiremo a 12:30 con le gare dei più grandi a seguire fino a nastro, sempre fino alla fine. Fino alla fine. Ecco, una nota importante, voglio arrivare a Buia, dimmi che strada devo fare perché non voglio perdere tempo. Allora, venendo dall'autostrada, l'uscita consigliata è Gemona del Friuli, all'uscita si prende a sinistra e si segue le indicazioni per Buia. A Buia è importante, la corsa è in centro, quindi si deve seguire le indicazioni per il centro cittadino, quindi saremo anche in paese, quindi
anche una location molto Certo. adatta, con parecchia gente, la strada sarà chiusa appositamente, ci sarà una deviazione per il traffico. Certo. Alla deviazione di Trieste bisogna andare verso sinistra. Alla deviazione per Trieste si va verso Udine, Verso Udine. e dopo l'uscita è Gemona. Gemona, che a noi ci ricorda quel tremendo terremoto che questa serie lì altro che Newtown. La Newtown è stata una città costruita in tempo record, è vero? Beh, anche Bui ha avuto Anche Bui ha avuto le sue. il suo gran da fare. Cosa ricordi tu di quel periodo là? Io non ricordo niente, avevo 15 giorni. 15 Ho fatto i miei primi 6 mesi in tenda, quello sì. Incredibile. Però è vero che i genitori non ne parlano, fanno fatica. Sì, È successo anche la stessa cosa sì. sul disastro del Vajont, che il sindaco Pezzini diceva che dei suoi genitori non gli raccontarono mai nulla. Era come una sorta di talmente un grande dolore che già raccontarlo era una cosa tremenda. Sì, effettivamente Se ne parlava poco. i genitori parlano poco con i figli di queste cose qua. Pensate voi che tremenda è stata la sofferenza di queste persone. È per quello che sono molto legato a voi, ma poi sono legato con tutte le persone che hanno sofferto, ma poi dopo nella sofferenza hanno saputo trovare il meglio. Perché se uno soffre e poi diventa uno stronzo, non ha capito la sofferenza. Invece voi siete stati un esempio per tutta l'Italia, io vi ringrazio ancora. A te la linea, cara mia Ilenia Lazzaro, dopo questo amarcord un po' tragico, ma d'altronde bisognava pur ricordarlo. Io ringrazio Marco Zontone, assessore allo sport di Buia, quindi è un politico doc. Poi abbiamo Sandro Martinuzzi, al quale ti dico un buon rientro a casa tua e che tuo figlio non smetta mai di andare in bicicletta, e anche a Stefano Merlino, che è consigliere di questa società. A te Ilenia, grazie ai miei ospiti, e allora ci vediamo a Buia. Oh, se magna? Sicuro? Bene e abbondante. Tanto qua non c'è nessuno che ci sente, io vengo sabato sera, mangio, Parcheggi il camper, e mangio. dentro. Se magna? Si mangia. Stinco? Ci sono. Non vedo l'ora. Ritorniamo qui al ristorante Calinferno, insomma gli ospiti in studio li conosci, no? Marco Zontone deve tornare a casa subito perché c'è da lavorare, che domenica c'è la corsa, quindi lui è andato là per non lavorare. Marco torna a chiesa. Ecco, hai capito? Daniele Pontoni. Allora Daniele, questa bella gara a Monteprat che rievoca, no, il Monteprat, il ciclocross d'altri tempi per i ragazzini che ci guardano, perché già per me io me lo ricordo. Insomma, una gara quest'anno sarà test event per il campionato italiano e poi l'appuntamento fra un anno e mezzo per il titolo tricolore. Rientro anche io, quindi attenzione. Quindi magari dai, ti faremo un percorso adatto alle tue caratteristiche, adatto al tuo rientro. Ma appunto noi abbiamo voluto con tutte le forze questo campionato italiano 2016, cade giusto 20 anni dopo il primo campionato italiano fatto a Monteprat nel 1996, che ha riscosso grande successo. Noi l'abbiamo messa lì quasi per scherzo. Prima abbiamo ricominciato come società con la cronoscalata, abbiamo ricominciato con la cronoscalata a Forgaria Monteprat, adesso Oasi Naturale del Lago di Cornino Monteprat, che è ripresa dopo 12 anni, e adesso ci riproviamo con il ciclocross. Questo anche perché per me il ciclocross comunque ce l'ho nel sangue, ce l'ho nel cuore e vogliamo lasciare il segno anche con questo evento. Quest'anno il 3 gennaio facciamo le prove generali per quel che sarà, speriamo, un grandissimo evento nel 9-10 gennaio 2016. Tu che hai già esperienza, perché comunque gestisci una bellissima struttura al Monteprat, secondo te che condizioni si possono trovare a gennaio a Monteprat, che comunque mi pare più di 800 metri, e se hai già pensato al percorso? Il percorso è già tracciato, abbiamo messo giù intanto la traccia GPS. Monteprat sarà sicuramente più bello e spettacolare per gli spettatori perché sarà tutto visibile, se tu ti metti in un punto vedi tutto il percorso, quindi abbiamo estrapolato 2550 metri di percorso, sarà impegnativo perché Monteprat è impegnativo. Noi speriamo in una giornata di sole, magari con un po' di terreno ghiacciato, che ci renderebbe le operazioni di preparazione anche della gara molto, molto più semplici. Magari sarebbe più suggestivo con la neve o tutto questo, però per noi che organizziamo ci metterebbe in buona difficoltà. Comunque noi siamo preparati a tutto.
e speriamo soprattutto in una bella giornata di sport e che tutto riesca per il meglio. Riparti non solo come organizzatore, la mia domanda è: ci sarà Daniele Pontoni nei campi di gara come lo scorso anno? Sì, l'anno scorso abbiamo fatto il test event a Daniele Pontoni, ho ricominciato questa avventura nel ciclocross con il rosa, l'anno scorso ci siamo conosciuti, abbiamo visto che ci siamo piaciuti, quindi entriamo a tutti gli effetti con una squadra nel ciclocross, entriamo in punta di piedi ma già ambiziosi, perché abbiamo allestito secondo me una buona squadra con due campioni italiani, il campione italiano degli esordienti Michele Chiandusi e Sara Casasola, poi abbiamo che rimangono della squadra Elena Leonardi, Nicole Dal Santo, campionessa italiana anche lei categoria lieve, che ritorna al ciclocross, abbiamo ripreso il ciclocross, la Chiara Galimberdi anche lei ex campionessa italiana, la De Bellis Alessia che è compagna di squadra di Sara La James, e i due under 23 Moreno Pellizzon che l'anno scorso ha vinto il Giro d'Italia, e di nuovo avrò con me Nadir Coledani che spero in una sua buona stagione. Quindi una squadra, hai detto partiamo pianino, insomma, dei talenti ce li hai per le mani. Abbiamo cominciato, ti dico, entriamo a piccoli passi ma ragioniamo, a me piace ragionare in grande, siamo arrivati all'ultimo momento, ci accingiamo in questa prima stagione soprattutto a farci conoscere, magari farci apprezzare per come ci poniamo, magari un gruppo nuovo che entra soprattutto a dare nuova linfa e vigore a questo ciclocross. Abbiamo visto che c'è questa nuova challenge, c'è una squadra nuova dedicata al ciclocross, il Trentino Rosa, il presidente Paolo Leonardi con lo sponsor Anima Nera ci crede a questo progetto, abbiamo altri sponsor che magari in futuro o domenica già a Buia ci accompagnano, sia sponsor tecnici che comunque ci accompagnano in questa avventura, credono in noi e noi ci siamo. Bene Daniele, noi ti aspettiamo a Scratch, sai che una settimana prima dell'evento ti aspettiamo per presentare la tua gara, e se vuoi salutare i nostri ospiti e anche Nicola Argesi che ti sta guardando da casa. Bene, allora un saluto a Nicola, al presidente della James e a Marco. Cosa dirvi? Ci vediamo domenica, inizia di nuovo la stagione del ciclocross, credo che tutti siamo felici per questo. Grazie. Bene, quando si parla di ciclocross un nome viene alla mente, Renato Longo. Renato, insomma, non manchi mai quando ci sono queste presentazioni, e il trofeo Triveneto diciamo che ti è sempre nel cuore. Comunque per me è sempre un grande piacere essere nell'ambiente del ciclocross, anche perché il mio passato mi ha portato a correre il ciclocross per quasi 18 anni. Perciò ci sono stati molti successi, i 5 campionati del mondo vinti, i 12 campionati italiani vinti anche quelli, un numero di gare tra strada, pista e ciclocross, 233 corse. Comunque è sempre un piacere essere vicini a questo mondo e a questa specialità che è stata quella che a me ha dato moltissime soddisfazioni. Tu che sei stato uno dei primi a credere nella multidisciplinarietà, perché comunque si vinceva in pista una volta, si vinceva il ciclocross su strada. Cosa ne pensi del ciclismo di adesso e di questi ragazzi che escono dal ciclocross? Mi viene in mente Aru, Trentin, solo per questi qua nostrani, ma Boom, Stibar, che stanno andando forte sia da una parte che dall'altra. Qual è il tuo augurio per questi direttori sportivi che ancora faticano in Italia a credere nella multidisciplina? Ma diciamo che il ciclocross è una funzione di preparazione per i giovani, ma soprattutto anche per quelli che dopo arrivano addirittura al professionismo, e che una volta arrivati al professionismo oggi come oggi cominciano a fare la strada già a gennaio, perciò non possono più essere competitivi nella specialità del ciclocross. Però questi corridori hanno acquisito già una grande esperienza, e se noi guardiamo difficilmente questi corridori che passano dal ciclocross e arrivano nelle corse su strada
entrano meno facilmente nelle cadute a confronto degli altri corridori che non hanno praticato il ciclocross. Perciò anche questo è molto importante. Quindi il tuo augurio è di vedere sempre più giovani sui campi in mezzo al fango, perché il fango fa bene, no? Certamente sì, i giovani avvicinarsi alla specialità del ciclocross è senz'altro positivo, diciamo. E che dopo, andando avanti, molti giovani abbandonano il ciclocross, a differenza di quanto succede all'estero, in Francia, Germania, Belgio soprattutto, che terminata la stagione del ciclocross loro continuano a correre anche su strada e qualcuno anche su pista, perché io ho vinto corse anche su pista, ho corso con i grandi campioni come al Wastenbergen, come Desmet, poi su pista ho corso anche con l'Anquetil, tanti nomi famosi, con Rudy Alti. E ho vinto anche americane di 50 km con i grandi campioni. Quindi con la speranza di avere sempre più Renato Longo, quindi ragazzini che fanno un po' di tutto e che crescono con il ciclocross, noi ringraziamo Renato, ti aspettiamo sia a Scratch che sui campi gara. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Siamo con Alessandro Bigliani, ormai addirittura d'arrivo per questa puntata. Argesi ha detto che sono venuta qua per mangiare, invece sono sempre qua che parlo, vero Alessandro? Non ho mangiato niente. Testimone, ho visto. Ecco, esatto, quindi mi raccomando, non è vero quello che dice Argesi. Allora Alessandro, chiudiamo questa puntata dedicata alla presentazione del Trofeo Triveneto e in ospiti in studio i nostri amici di Buia. Vogliamo ricordare anche il tuo lavoro, perché il tuo lavoro parti già, praticamente non è ancora finita la mountain bike, sei già sui campi di gara del ciclocross. Sì, siamo già partiti e siamo partiti insieme naturalmente, perché questa è una cosa che facciamo insieme. E niente, allora, sapete che trovate, come trovate tutta la stagione della mountain bike, avete già iniziato a trovare le notizie, le informazioni di base per partecipare, oppure per guardare, oppure per semplicemente sapere qualcosa del ciclocross nel nostro sito, che è www.treviso.mtb. Funziona in una maniera molto semplice. Punto it. Sì. Ormai è scontato, funziona in una maniera molto semplice. Le pagine dedicate a ogni singola gara si presentano man mano in home page, man mano che le gare arrivano, e quindi a questa pagina sono attaccate tutte le informazioni che sono anche evidenziate in altre maniere. Da noi trovate i volantini delle gare, le informazioni, gli orari per partecipare, trovate le classifiche, i comunicati e le fotografie, e tutto quanto più o meno sono le informazioni relative al Trofeo Triveneto del ciclocross e al Selle SMP Mastercross. Vogliamo anche ricordare che le classifiche anche quest'anno saranno praticamente quasi online subito grazie al servizio di Fiorito, no? Sì, allora diciamo che quest'anno abbiamo un servizio integrato. Allora, quasi online subito, io stento sempre un pochino a dirlo, perché capita anche che sul campo gara ci sia poco campo, che devi spostarti di 5 km eccetera, però quello che facciamo è mettere in rete prima possibile significa comunque entro qualche ora, no? Che può essere un'ora, un'ora e mezza dalla fine delle gare quando va bene, o 3 o 4 quando veramente le chiavette, i campi web non ci aiutano, ma comunque nella giornata di gara le persone possono vedere i risultati e tutto quello che riusciamo a mettere in rete al campo gara, i tuoi comunicati, le nostre foto e le notizie immediate sulle gare, insomma, prima che si può, quando si può. Vi ricordiamo anche, qua siamo quasi in chiusura, anche le nostre pagine Facebook, una nuova pagina Facebook. Sì, perché a quella del Trofeo Triveneto del ciclocross si è aggiunta anche quella del Selle SMP Mastercross, che è partita proprio l'altro ieri, che adesso sta crescendo, ci sono accessi continui, l'interesse c'è e noi cerchiamo di alimentarlo mettendo le cose che alle persone interessa vedere, sperando di riuscirci. Insomma, di solito funziona abbastanza. L'augurio è: interagite con noi, quindi scriveteci sulla pagina sulle due pagine di Facebook. Vi ricordiamo anche l'account Twitter del Trofeo Triveneto di Ciclocross, che è Triveneto CX, e prossimamente verrà attivato anche quello del Mastercross. Stessa cosa per la pagina di Scratch. Scrivete, se volete venire in studio siete i nostri ospiti volentieri. Io da qui vi saluto con Alessandro Bigliani e vi aspettiamo a Buia. No, io non ci sono, però c'è Alessandro. No, ma comunque ci siamo tutti o direttamente o collegati, perché ci sentiremo. L'appuntamento è a Buia per domenica prossima, domenica 5 ottobre.
Domenica 5 ottobre vi aspettiamo, io vi saluto, intanto vi ricordo Bianco o Nero sempre a lunedì, questa settimana se avete visto è andato in replica il mio speciale su The Vampire Diaries che ha avuto un successo strepitoso. Dalla settimana prossima torno Bianco o Nero sempre lunedì alle 20 con Nicola Argesi, quindi portate pazienza. Settimana prossima ancora Scratch, sempre stesso orario e stesso canale, quindi 159 canale Italia alle ore 20. Ciao a tutti! Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.